Wow. Tornare indietro. Pronti? Ok, dai. Bene, qua siamo su una nuova strada che hanno spianato, che passa sotto le casere La Pala e Montelonga. Andiamo a vedere com'è. Sentiero per Montelonga. Ah, questo è il sentiero. Vecchio sentiero. Questo qua è il vecchio sentiero. Qua è il vecchio sentiero originale, eccolo lì. Però noi continuiamo dritti su questa. E adesso Qua è bella ripida. GPS in modo... Wow. Speriamo che non sia tutta salita così. Se no la vedo dura. Prevedo altre salitone. Figo! Questa è vecchia, vedi che... Sì, questa è vecchia. Oh, oh. Oh, oh. Qui a sinistra si va verso la Montelonga, non si passa proprio alla Montelonga, si arriva al bivio che poi porta alla Montelonga, che non è lontano. Si continua giù a sinistra e poi ci sono altri bivi, però a grandi linee si scende direttamente fino a Barcis, nella parte più a sinistra, vicino al Ponte Vecchio, tanto per intenderci. Qua a destra invece si risale per un pezzo e poi si ridiscende fino a Casera La Pala. Una volta che si arriva a Casera La Pala si scende giù fino al lago di Barcis, nella parte diciamo più vicina al Ponte Antoi. Qui è più breve, però ti tocca fare la salita. Qui è più lunga ma più panoramica. In più qua ci sono più varianti anche volendo. Attenzione che però se si scende per La Pala a un certo punto ti troverai un bivio. Se continui a sinistra e vedi che la strada comincia a salire, vuol dire che ti stai ricollegando a questa. Bisogna girare a destra perché troverai come un bivio simile a questo qua e a destra scendi direttamente verso il Ponte Antoi. Se no torni su questa sterrata qua. Più o meno a grandi linee così. Direi di fare quella. Vuoi fare quella più panoramica per la Montelonga?
Vabbè, Ok. che adesso da qua dovrebbe essere quasi tutta discesa, forse lì da Montelonga c'è un po' di risalita. Forza maestro. Oh, oh, mamma mia come parte via. Lungo.
Si vede il lago di Barcis qua sopra. È anche umido. Questa è la strada del Ponte Vecchio. In un batter d'occhio siamo arrivati a quota 400. Siamo in località Vallata, qui, eccolo qua, rifugio Vallata. Wow, che discesa a bomba proprio. Ecco il lago di Barcis. Che girone che abbiamo fatto. Ora tocca tornare alla macchina, che l'abbiamo lasciata a mezzo monte, quindi ce n'è ancora di strada da fare. Va bene, dai. Che meraviglia. Eccoci arrivati a Barcis. Ponte Antoi. No, non fa neanche freddo. (15 gradi). Peccato che c'è la gru che rovina il panorama, ma vabbè. Senti che brezza. Abbiamo preferito fare questa strada qua piuttosto che fare le gallerie, almeno le prime riusciamo ad evitarle. Andreis, galleria. E noi indovinate per dove dobbiamo andare? Esattamente, proprio per la galleria. Cavoli, questa è quella lunga da quasi 4 km. 3 km di galleria. Il GPS non prende, ovviamente. Almeno è leggera discesa. Che lunga. Arrivati a Montereale. Ok, giro finito o quasi. Ora torniamo verso la macchina. Basta.
Per oggi può bastare. Eravamo dietro questa montagna, proprio qua dietro. Ormai si è fatto buio.